molto semplice capirlo, nel senso che i paesi nostri, che sono prevalentemente paesi di campagna, con 500 euro dov'è che va uno? È un affronto alla dignità. Siamo il bancomat quando è ora di racimolare soldi. E sta gente qua non la vuole capire, cosa dobbiamo fare? Sono arrivati a Padova in circa 1 migliaio da tutto il Veneto i menzionati della Confederazione Italiana Agricoltori per chiedere al governo l'aumento delle pensioni minime fino a 650 euro e l'estensione del bonus di 80 euro per tutti gli assegni inferiori a 1000 euro. È una vergogna nel nostro paese, le pensioni sono troppo basse, addirittura 2 milioni di pensioni sono al di sotto del minimo, che è di 500 euro appena, e di questi 1 milione sono coltivatori, per dire che l'agricoltura è immersa pienamente nelle difficoltà sociali del nostro paese. Per questo la nostra battaglia, che vale per i nostri soci, riguarda anche tutti i cittadini che sono in queste condizioni. È vergognoso che da un lato abbiamo pensioni d'oro, vitalizi che sono assolutamente fuori da ogni logica europea, e abbiamo dall'altro lato pensioni basse, bassissime. Noi chiediamo che si mettano a disposizione risorse adeguate. Naturalmente non ci incantano, non ci lasciamo convincere dall'allarmismo che c'è nel Paese, cioè sulla non sostenibilità della spesa previdenziale. Noi riteniamo che sia pienamente sostenibile, perché i contributi che versano i lavoratori e le aziende sono sufficienti per pagare pensioni degne a tutti i cittadini italiani. Si chiede oggi la dignità e il rispetto per quello che hanno fatto e una contribuzione equa per una sostenibilità economica del nostro Paese, per dare opportunità anche ai giovani di reinserirsi in un mondo del lavoro ormai troppo difficile. Sono costretti ad andare via dal nostro territorio nazionale e questo non è lecito e non è rispetto nei confronti di chi ha dato veramente la propria vita al lavoro. Quelle avanzate durante la manifestazione sono richieste precise, corredate da più di 100.000 firme raccolte e già presentate al Parlamento. Per i pensionati della CIA la questione delle minime è solo la punta dell'iceberg, sono un problema concreto anche la sanità e l'assistenza. E su questi temi l'appello è rivolto anche agli amministratori locali. Rivolgiamo anche ai prossimi sindaci, che nel Veneto saranno 82 o nuovi o vecchi, a noi non interessa, che abbiano una particolare attenzione delle politiche sociali dei comuni, perché il problema delle pensioni va anche al di là, ci sono anche altri problemi, la sanità, che tipo di sanità, l'assistenza. Ecco, queste sono le motivazioni vere e reali. Nel piatto c'è anche l'annosa questione dell'eliminazione dei vitalizi d'oro. Abbiamo anche la questione dei 100.000 firme, abbiamo raccolto contro i vitalizi d'oro, contro le pensioni d'oro, perché c'è gente che prende anche 91.000 euro di pensione, 3.300 euro al giorno, 2 giorni fanno quanto una pensione dei nostri soci, e questo è scandaloso. Questo non è un paese civile dove ci sono 8 milioni di poveri sotto i 1.000 euro e la metà quasi di questi 500 euro. I soldi non ci sono? Noi diciamo che i soldi in Italia ci sono montagne di soldi. Dove andare a prendere? Vanno a prenderle nell'evasione fiscale, vanno a prenderle nelle pensioni d'oro, aboliscono i vitalizi, sulla sanità. In questi giorni 26 milioni di corruzione, di male sanità. Noi abbiamo bisogno solamente di 3 miliardi, quindi là ci sono 26 miliardi, andiamo a prendere un pochino di qua, un pochino di là, li distribuiamo un po' a tutti, no?